Buonasera a tutti e ben trovati, ma soprattutto tanti auguri di buon Natale. Dalla comunità di Ollollai il nostro segnale in diretta verso tutte le persone che ci stanno seguendo. Buon Natale anche a te, caro Giuliano Marongiu. Buon Natale anche a te, caro Roberto Tangiano, però l'applauso della sala io non l'ho sentito più forte e più bello come piace a noi. Un applauso che deve sottolineare i diversi momenti che stasera attraverseremo insieme e che saranno caratterizzati dalla presenza di tanti ospiti, di tante voci, di coloro che racconteranno il Natale e non solo, perché Augurios Decoro mette insieme un po' i colori della musica, tante espressioni e ve lo diciamo da subito, un ospite che ha varcato il mare per essere con noi questa sera e le facciamo già un bell'applauso. Viola Valentino, subito perché è molto attesa, Ma non potevamo non iniziare con gli amici che questa comunità la ritrovano attraverso i versi di un canto. Questa comunità che ancora una volta, come dicevo prima, ci ospita e ci dà la possibilità di avvicinarci in queste feste a un contesto sociale del tutto particolare. E ovviamente la musica, che il linguaggio dell'anima ritrova attraverso di loro davvero il segreto della bellezza di un'intera comunità, quella di Ollollai. E allora per il coro Si spera di Ollollai un applauso anche per colei che li dirige fin dal 2017. Maria Chiara Piras, vieni al centro, vieni. Ti vogliamo qua tra noi due, anche perché abbiamo iniziato con uno dei classici del Natale. Pietro Caso ha scritto questi canti che sono rimasti sospesi nel tempo e che tornano puntuali ogni anno a rinverdire la bellezza di questo particolare periodo dell'anno, ma adesso, come è nostra tradizione, un brano dal vostro repertorio. Che cosa ci regalate? Adesso vi faremo sentire un canto nato apposta per il coro di Ololai su mia armonizzazione che si intitola Femina Iscrariende. Allora un applauso, il coro Si spera di Ollollai. Sublime scariere
Grazie davvero. Vieni Maria Chiara al centro, perché con te vogliamo applaudire tutto il coro di Ololai. Si spera questo incontro inizia da sempre così. Roberto, Grazie Ololai ancora è per noi una seconda casa, perché abbiamo l'altro giorno festeggiato con i bambini uno degli eventi e ovviamente Augurios Decoro inizia proprio con queste belle voci. Anche perché sono questi volti che ritroviamo poi nel corso delle feste, degli appuntamenti. E quando un'associazione si mette insieme per riuscire a ritrovare attraverso la bellezza delle voci anche una manifestazione in più per ripotersi appunto vivere insieme il Natale, la musica, diciamo che l'obiettivo è raggiunto. E Ololai questo obiettivo lo raggiunge ogni volta, quindi davvero un applauso a tutti loro che li possiamo congedare con questo saluto, con questo applauso e con la stretta di mano. Grazie davvero di cuore per il vostro impegno, per la vostra presenza. Grazie ancora. Giuliano, Allora, altri ospiti su questo palcoscenico? Sì, anche perché adesso iniziamo con un altro genere musicale come da sempre facciamo, perché questo è un incontro che mette insieme i diversi colori della musica, dello spettacolo, però c'è anche chi li organizza questi incontri, per cui io stasera inizierei col salutare il Comune e la Proloco, ma non noi due, facciamo direttamente con loro i saluti di casa, gli onori di casa. E quindi l'applauso per il sindaco Francesco Columbu che accogliamo qua sul palco insieme a noi, e poi questa Proloco che davvero muove i fili di tanti eventi. E quindi Alessandro Daga, raggiungici sul palco, perché attraverso la loro voce, attraverso la voce di Ololai vogliamo farvi arrivare questi auguri di buon Natale. Ben trovato Francesco, un periodo che ci vede ancora una volta insieme, un periodo che utilizziamo anche per far arrivare la nostra voce alle persone lontane, e questa voce parte ancora una volta da Ololai. Questa voce parte da Ololai, è una voce semplice, perché noi siamo gente semplice. E Natale cosa festeggiamo? Festeggiamo la condivisione e la gioia, tutti insieme, come ogni anno. Tanti auguri a tutti i concittadini e tanti auguri a coloro i quali sono arrivati da fuori. Grazie Francesco. Grazie davvero Francesco, stai con noi anche perché ci ha raggiunto Alessandro. La Proloco da sempre è il braccio operativo, insomma, di questa comunità, e tu hai il piacere di presiederla da un po' di tempo a questa parte, anche se ci operi da sempre. Il vostro saluto vede nella tua voce ovviamente una luce bella, vai. Sì, intanto buonasera a tutti e ringrazio Giuliano, alla comunità di Ololai che come ogni anno ci sostiene con le nostre iniziative. Un augurio di buon Natale e soprattutto un augurio di buon anno. E grazie. Ci ritroveremo nel finale col sindaco, col presidente, e penso, grazie a voi, che ci raggiungerà anche il nostro Pierpaolo, che come diciamo sempre è un abitante di riferimento, perché lui dove ci sono organizzazioni, iniziative c'è sempre, quindi lo avremo anche stasera. Dove c'è da fare è presente, però devi sapere, mia mamma mi ha chiesto se la saluti perché guardava la diretta, quindi mi ha detto: ma non mi salutate mai? Tra l'altro io non le ho neanche fatto gli auguri di buon Natale. Anna, Dante, ve li faccio da qua, approfitto di questo mezzo pubblico e anche di tutta Ololai che si unisce a me per farvi gli auguri, con l'applauso di tutti. Cristina Tangiano sta ridendo in regia, la vedo. Ma a loro e a tutti voi dedichiamo una canzone bellissima, perché l'abbiamo fortemente voluta, l'abbiamo richiesta noi questa canzone. Sapete che poche settimane fa è venuta a mancare una grande interprete, Ornella Vanoni, che pochi mesi prima di andarsene ha regalato questo duetto insieme a Mahmood a tutti noi, che continuiamo ad emozionarci per la forza che questo brano esprime. Ha per titolo Santa Allegria, ma stasera ce lo cantano due interpreti davvero di talento. Interpreti di talento, ma prima ancora due amici che viaggiano con noi sulle ali di questa Sardegna che in musica si racconta e con il canto riesce davvero ad affermare la sua bellezza. E quindi l'applauso per Laura Santucciu e Fabrizio Sanna. Thank you.
sale, risale più a fior di pelle, in cima alla montagna, tra la gioia e le stelle, scende la sera, ma così breve stasera, nera nera riviera, c'è chi spera che va. Una preghiera, due preghiere pregherò nel dubbio della sera, un'altra frase, mezza frase aspetterò, sperando che sia vera. E sole che sale, rosso che brilla, in mezzo a un desiderio, poi cade una stella, stella che cade, tra le cose e le strade, questo è quello che accade, per chi viene e chi va. Santa allegria, santo amore che vai via, ascoltami stasera. Una preghiera, due preghiere pregherò, spera, vera. E sale, sale, risale l'ombra di un fiore, sereno arcobaleno, da dolore al dolore, scende, scende la sera, ma è così breve stasera, nera nera riviera, c'è chi spera e chi va. Una preghiera, due preghiere pregherò, nel dubbio della sera, un'altra frase, mezza frase aspetterò, sperando che sia vera. Santa allegria, santo amore che vai via, ascoltami stasera, un'altra frase, mezza frase aspetterò, sperando che sia vera. Un'altra frase, mezza frase aspetterò, sperando che sia vera. Grazie. Grazie Fabrizio, grazie Laura, una canzone veramente bella, romantica e intensa. Vi ritroveremo tra non molto su questo palco. Fabrizio Sanna e Laura Santucciu, grazie davvero. Paesaggi sonori. Già nel titolo, secondo me, c'è il senso di questo progetto, perché il suono a volte ci permette anche di vedere, di immaginare, perché la musica ha questo potere evocativo. Tu ascolti una canzone e magari quella canzone ti ricorda l'esatto istante in cui hai vissuto, accompagnato da quella emozione, l'emozione che quella canzone ti ha regalato. Oppure la musica ti dà anche la forza di chiudere gli occhi e di immaginare delle scene, magari di lasciarti dentro quel trasporto interiore che ti fa vivere appunto l'intensità di cui parlavamo prima. Questo è un progetto che unisce due amici e due talenti veri. A maggio hanno creato in Germania davvero una rete di incontri, oltre 45 in soli 30 giorni, dove hanno fatto il tutto esaurito nei migliori teatri. Era la nostra musica, unita a quella degli altri, a dettare legge in quegli spazi, con le launeddas e con l'organetto. E quando loro due parlano attraverso la musica, si dicono cose bellissime anche per chi li ascolta. Applauso per Peppino Bande e Roberto Tangianu.
Da Sarule, quindi anche nostro vicino di casa, Peppino Bande. E Roberto non ha una fissa dimora, nel senso che ogni luogo è casa sua, un po' come per Peppino vale lo stesso discorso. Roberto Tangianu. Grazie davvero. Che poi in realtà Alghero, l'Ogliastra, insomma la Barbagia. Roberto davvero è un po' di casa ovunque. Ma questo spettacolo ha per titolo Augurios de Coro e quindi mette insieme anche queste atmosfere un po' del Natale. E noi col prossimo brano rientriamo un po' in quel clima. C'è un grande successo internazionale che anche Elvis Presley ha voluto inserire nel suo repertorio ed è una di quelle canzoni che attraversano il tempo e che rimangono lì impigliate nella memoria di tutti noi. Stasera abbiamo affidato questo brano a un giovane interprete anche della tradizione, ma che poi coltiva generi diversi, amando la musica a tutto campo. Qualche anno fa è stato anche Mister Italia e lui arriva da Bolotana, gli facciamo un bellissimo applauso, Andrea Zara. Buonasera. Wise men say only fools rushing, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Will there be a sea if I can't help falling in love with you? I carry the flows surely to the sea. Darlings are the cause, some of these are meant to be. Oh, take my hand, take my whole life too, but I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, a tolling sudden call, something are meant to be. Oh, take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Grazie. Grazie Andrea, vieni al centro, vieni. Guadagnati di nuovo questo applauso bellissimo che è partito dalla platea. Grazie di cuore. Noi abbiamo tanti ospiti stasera, quindi sarà un momento bellissimo e poi nel finale ci ritroveremo tutti insieme su questo palco. Andrea Zara. Grazie Lollai.
Ma ci sono momenti di spettacolo che hanno bisogno anche dell'ausilio di piccole scenografie, altrimenti non si possono manifestare. Quindi facciamo entrare la scenografia per il prossimo momento e forse capirete anche cosa sta per accadere, perché se mi seguite con la telecamera voglio proprio farvi vedere come nasce questo momento, anche perché qua abbiamo un signore che ha per nome Toredaga che applaudiamo subito. Abbiamo una finestrina e quindi vuol dire che qualcosa sta per succedere. Ma Roberto, mi lasci da solo a presentare questo nostro ospite attesissimo. Ne approfitto perché Sardegna Live ha indetto pochi giorni fa il concorso Sardo dell'anno e lo fa ormai da tanti anni, perché nel 2013, pensate, è stato inaugurato questo momento, ha la titolarità per farlo. Sono stati proclamati tanti di quei sardi dell'anno che se voi entrate su Sardegna Live avete tutto l'elenco. Dovete fare una cosa: per scoprire chi c'è, cliccate Sardegna Live, andate a vedere Sardo dell'anno, scegliete quello che vi piace, votate, perché poi il 5 di gennaio ci sarà il super vincitore. Ma uno di voi sarà sorteggiato e vedrete, avrà un premio incredibile, per cui approfittatene già da stasera, entrate, cliccate, scegliete il vostro sardo dell'anno e votatelo. E la cosa più bella è che dopo il 5 di gennaio ci creiamo una bellissima festa per dare ovviamente questo importante riconoscimento e sarà un'occasione per tutti, per ritrovarci e per fare musica insieme. Ma adesso c'è lui. C'è lui, c'è lei. C'è lei? Perché lui arriverà dopo, però lui è... È già arrivata. È già arrivata. Facciamole un applauso a questa signora che si è affacciata dal balcone. Hai testo tu così stragamuzzo? Ti si ne pensa Giovanni Antoni? Ma la fa che ballare sta battorina questo sera? Noi adesso... intanto la salutiamo ben trovata Ololai. Ma la conosci? Ben trovata, Nacchi. E te sei ridinde tu, Tu riso sa me la granata che fetta, sa. Buonasera. Buonasera. Ma a bisu meu, non ti so conoscinde, no? Fizza chi è se? Come, non mi riconosce? Sono Lucrezia, la figlia di Alba. Il teste? E te ti piace da ti fa che salva? No, ma cosa ha capito? La figlia di Alba, Lucrezia. So fizza come le Alba chi? Sì. Si apre amore Deus. E stati salvata pacumanna, babba. A razza sacramente femmina e a razza patedda. Si ti è cristiano nepote meu. Ti lo fa che ballare salli calli, paraponzi ponzi po. Lo conosco, sa cristiano? Certo che lo conosco, sarà qui bevendo in baracca. Scuricavo e niente, e tanto te schifa che sattero. Se a lui piace, cosa ci possiamo fare? Se a lui piace, e tanto non si lo anta sa mamma, Elena, in su che Lusiada. E cristiano è bello. Che su deppi tu? E cristiano è bravo. A fa che nuda il bravo, a buffare mio il bravo. E cristiano è un gran lavoratore. Dai. Santa Fulcone. Mi sembra esagerato così, ma lei non era la nonna di Cristiano? No, si intostica che da cattene a tie pure, una. Sta nonna è sorre mia, Dominicanzala. La conosco, se? No, io non la conosco, ma lei la conosceva, zia Mariangela, detta Cadrinanca, quella del suo paese. Cadrinanca, ella non la conosco. Puti da siete e puitte. Ma non ha sentito perché cos'è successo? Ella non l'ha penteso. Ma non la mi due. S'hanno passato, sei girata a giocare a sulotto e ha vinto un montone in aria. Ti andate a fare che caricamenta di tutto questi nari, No. Ma ti l'immagina, sa?
Tiene ragione Giovanni Antoni, frate mio. Sabba corre sempre a mare. Scruffi da chi la cattene. Ma che, poverina. Poverina, poverina. Scoricata a Ponau. No, ma io non stavo parlando di questo. E dite? Mi hanno detto che è morta ieri sera. E teste? Sì, è morta. Si apro amore Deo sui terrori te danno. E te mi sennande come. Oh, Mariangela, amica mia. Oh, scuretta, e tanto non trattami il bene. Da quando fu mi spizzinetta al mio. Giovanni Antoni fu innamorato fin saldeista. E mi l'ha puantata un cristiano, un nepote mio, satteradie. Che fu una femmina brava, in gamba, una femmina tutta d'un pezzo, sì sì. Sì, ormai era il suo momento, pace all'anima sua. Pace all'anima sua. E mai si torna da biere, tocca. Ma... Poverina. Uno piacere, mi lo fa che sprenda a me. Certo, mi dica. A me che non sai che sono un grande sospese, può piacere. No, non mi sembra il caso, ho paura di farle male. E tocca, sta di tausa trunchesina. Ah? A me scrinzaschi, tu sento chi t'ha fatta? No, non sia mai, quando mai? Non sia mai quando mai. E t'ha spappau? Non glielo posso dire. E poi te? Perché Cristiano non vuole. Questo macco chi? A me la lascia la rana. E t'ha spappau a ponau? A papà suppe e latte. Te cosa ona sa suppe latte? E con dite? Un bistocco al deonne? No, con fichi secchi. Teste? Fichi secchi. Mira brischida. Ah? Possiamo salutare zia Nanna? Vieni Roberto, vieni. Vada. Vieni. Tronante. Visto che ha la finestra a portata di strada, posso darle la mano? Ecco, perfetto. Lei ha visto che stasera è ospite di Ololai? Vuole fare gli auguri di Natale a tutta Ololai? Tia Nanna vi augura tanti auguri di buon Natale. Mirate brischi dal mio. Applauso per questa signora non irriverente ma sempre sul pezzo, hai visto? Sì, tra l'altro è la zia di zia. Cristiano Del Rio, che più tardi credo che lo mandi a trovarci, insomma. E anche di un altro tipo che è innamorato di una ragazza, non mi ricordo il nome della Come non ti ragazza. ricordi il nome? Non me lo ricordo. E diccelo. Non me lo ricordo. Come si chiama quella fidanzata? Gabriellina, quindi Ma lo devi dire bene, non lo stai dicendo bene. Però, ma non, perché dovrei fare anche tutto quello che segue, non me lo ricordo. No. Allora facciamo così. Fra poco vi diciamo quali sono i 10 candidati di Sardegna Live, ma vi posso già dire il super premio. Praticamente voi potete votare e se siete il fortunato estratto o la fortunata estratta sarete invitati a cena, paga tutto Sardegna Live, col personaggio vincitore di questo premio Sardo dell'anno, va bene? Mi piace questo premio perché se l'è appena inventato, quindi complimenti. Giuliano, però ci stiamo, facciamo così, noi facciamo così, va benissimo. Chi abbiamo adesso? Adesso abbiamo un giovane interprete di queste tradizioni, questo grandissimo patrimonio che ci vantiamo di custodire gelosamente. E quando sono i bambini, ovviamente, a proporcerlo per noi vuol dire avere un messaggio in più da leggere, perché quel patrimonio è un amore immenso che abbiamo ereditato e che abbiamo il dovere di trasferire ai più piccoli, perché sono loro il futuro delle nostre tradizioni. E allora io chiederei a Giuseppe De Montis di raggiungerci, piccolo protagonista di Ololai in abito tradizionale, l'applauso è solo per lui. Vieni Giuseppe. Ci sono tutti i tuoi compagni di scuola, gli amici, e sono qua per te, per fare il tifo, per augurarti un bel percorso dentro la musica che hai appreso, insomma, da chi prima di te ha avuto modo di portarla
nelle piazze di Ololai e nelle piazze dell'isola. Adesso noi gli diamo spazio, un applauso, Giuseppe De Montis.
Giuseppe De Montis, più forte e più bello l'applauso! Ololà in festa! Guardali qua, i tuoi amici. Allora Giuseppe, noi ti auguriamo, a proposito di augurios, tutto il bene del mondo, che la musica ti accompagni e che accompagni soprattutto i tuoi sogni e soprattutto il fatto che Ololai dia valori alle persone, quelli non metterli mai via, portali sempre con te, davvero. Vuoi fare gli auguri di Natale e di buon anno ai nostri amici in sala, ai tuoi compagni? Buon Natale a tutti quanti! Grazie Giuseppe. Allora, io vorrei che voi adesso batteste le mani con noi, anche perché se arrivano i miei amici, vi cantiamo insieme una canzone che ha per titolo Sonos de Maia Applauso. Nel tuo canto silenzioso splende poesia, soffia dolce in fondo al cuore la tua melodia. E ora un ballo e un cerchio di stelle intorno a me. I suoni della terra sono casa mia, i sorrisi della gente affetta allegria, danze e colori, impronte d'amore nell'anima. Limba, sardane senziente, ballute scomente, luce intro e s'anima, sesarmonia che lu, festa de Sardigna, sono de Maia, grosso amore de sa terra in companzia. Dessa terra in companzia. I tuoi occhi di cristallo come il mare riflettono la luna, sognano le onde. In ogni angolo sei paradiso, terra mia. Limba, sardane sanzente, ballute scomente, luce intro e s'anima, sesarmonia che lu, festa de Sardigna, sono de Maia, grosso amore de sa terra in companzia. De sa terra in companzia. Dessa terra in companzia. Dessa terra in companzia. Limba, sardane sanzente, ballute scomente, luce intro e s'anima, sesarmonia che lu, festa de Sardigna, sono de Maia, grosso amore de sa terra in companzia. Limba, sardane sanzente, ballute scomente, luce intro e s'anima, sesarmonia che lu, festa de Sardigna, sono de Maia, grosso amore de sa terra in companzia. Grazie. Grazie di cuore. Più tardi ci regaleremo ballende e cantende nel finale. Io voglio ovviamente fare un saluto e ringraziare Fabrizio Sanna con un bell'applauso, Laura Santucciu e Andrea Zara. Me li sono riportati sul palco per cantare insieme, lo faremo ancora durante questo incontro.
ma vi congedo momentaneamente. C'è un altro artista del territorio, e mi piace dire del territorio perché vuol dire che ha respirato quest'aria, le nostre tradizioni, e non sarà solo su questo palco, perché prima abbiamo applaudito quei paesaggi sonori che ci hanno veramente dato la bellezza della musica, ce l'hanno restituita, ce l'hanno fatta ascoltare da vicino. Lui con la sua voce adesso accarezzerà non solo i canti del Natale, ma un po' quei canti della tradizione che col Natale ovviamente hanno un aspetto, un incontro, e poi ovviamente la sua voce può permettersi qualunque cosa in Sardegna. All'interno di questo spaccato ci sarà anche lo spazio per un piccolo racconto di grandi emozioni, e invito soprattutto i bambini ad ascoltarlo e i grandi a tornare bambini a guardarlo con lo stesso sguardo. Nel presentare lui voglio anche dirvi che il 28, quindi domenica, il 28 dicembre, a Lodine, a partire dalle ore 18, ci sarà una festa incredibile, perché ci saranno oltre 200 interpreti della tradizione in abito, quindi in costume sardo, provenienti da diversi centri, perché ci sarà questo incontro che il BIM ha organizzato insieme al comune di Lodine, ed è proprio il folklore del BIM che qua ha un'altra connotazione, ne parleremo dopo col titolo. E ci sarà anche un altro grande protagonista degli anni '80, Ivan Cattaneo, che ci farà ballare i grandi successi, dalla Bambolina al Gegegè a tutto il resto. Ma adesso sono pronti loro, quindi torna sul palco Peppino Bande, torna Roberto Tangianu, vedo che è tutto pronto, e accogliamo con un bel applauso lui, Carlo Crisponi.
la mesunotte a pinteso niente, Nostra Signore scantende a su viso sanninia, nende l'empregalorea, vedo ferma questa guerra, torna la sabaga in terra e al suo scoro s'armonia. Anni mia, Gesù resa l'anima mia, anni mia, anni nare, anni mia, Giù d'errore gemenato, l'amore già mutato, e dai che non sono distetto, piana lunga surreato, sono a cielo dimenticato, la zelloga gioventù, ton vigore, torre buono, procchi regni e amistade. Amistade, amistade, mi sospone, torre paghi, animare, mia, domingo, prenda mia, amistade, amistade, mi sospone, torre paghi,
riposa Ninia. Con Carlo e con Peppino questo Natale abbiamo deciso di dedicare i nostri concerti ai bambini. Ci è venuto in mente un pensiero. Abbiamo pensato che la nostra musica potesse sposarsi in qualche modo come una preghiera, come una sorta di regalo di Babbo Natale a cui chiedere. Perché tanti anni fa ci è capitato di trovarci in Palestina. E in Palestina, nel corso di una giornata del tutto particolare, abbiamo avuto il piacere di conoscere il piccolo Aman, un bambino, pensate, di 4 anni, che viveva in una roccia, perché il padre, un pastore, lì poteva pascolare le capre e aveva il suo piccolo rifugio. Quel bambino, senza poter scambiare nessuna parola con lui, ci è entrato subito nel cuore per i suoi modi gentili, per quel sorriso in qualche modo avvolto da tanta timidezza. Da quell'anno sono passati ovviamente tanti giorni, è passato tanto tempo e noi, vista la situazione oggi, non possiamo sapere quale sia stata la sorte del piccolo Aman, quale futuro il destino abbia scelto per lui. Però abbiamo deciso una cosa, che attraverso la nostra musica e attraverso il nostro pensiero quel regalo a Babbo Natale voleva essere solo uno: trovare nello sguardo del piccolo Aman un sorriso carico di gioia ogni giorno, e quel sorriso vogliamo estenderlo e vogliamo che fosse così per tutti i bambini che ogni mattina si svegliano e vedono il mondo con la luce più bella. E a tutti i bambini del mondo noi vogliamo fare una dedica, vogliamo prendere questa canzone e affidarla a una mamma del tutto speciale. È quella canzone che è suonata e cantata con il cuore, la dedichiamo davvero a tutti i piccoli dell'universo e ai loro sorrisi più belli. Buon Natale! In Oriente mi nasce su sole, in su bisonzo ricorro a te, immenso
sta terra d'ogni essere umano. Aiutanos tu, oh mamma e sonie, divina reina del suo oceano. Aiutanos tu, oh mamma e sonie, divina reina del suo oceano. Sa mano tua venne premurosa, sa gracia tua decoro in mia, rocco sta sempre dolente religiosa, che in questo altare si imboccano Aiuta nostro oh mamma e sonie, divina reina del suo oceano. Aiuta nostro oh mamma e sonie, divina reina del suo oceano. Sempre a fianco d'Emanuele minore, Gesù malato e Gesù sano, Gesù mazzaio e Gesù pastore, Gesù emigrante che vive lontano. Aiuta nostro oh mamma e sonie, divina reina del suo oceano. Aiuta nostro oh mamma e sonie, divina reina del suo Grazie davvero. L'applauso per Roberto Tangianu, Peppino Bande. Com'è che allora il folklore del BIM, diciamo il cartellone, no? Però poi ha un titolo preciso l'iniziativa, com'è? A Usorzor de Natale. E veramente ci saranno i tenores, i gruppi folk della Sardegna, ci sarà il premio Reina de Sardigna, che sappiamo già chi sarà dedicato perché nasce per lei. Anna Maria Puggioni. Quindi Anna Maria Puggioni sarà all'Odine domenica e poi gran finale con Ivan Cattaneo. Le ripassate le canzoni? Le sto ripassando. Mi raccomando perché ti voglio far fare un duetto con Ivan Cattaneo, esclusiva all'Odine. Un applauso per Carlo Crisponi. Allora, ci siamo. Lei è una donna straordinaria. Pensate che in questo momento è in lavorazione
una fiction sulla sua vita. E del resto non potrebbe che essere così, perché lei ha vissuto non una, ma tante vite e tante storie raccontano la sua, che è fatta di musica, di bellezza, ma anche di tante vicende personali e pubbliche che ci hanno accompagnato in tutti questi anni. Milioni di dischi venduti, un successo su tutti che ancora oggi cantiamo dopo 47 anni. Ve la ricordate Comprami? Ve la ricordate? Fra poco dovete cantarla con lei, Ma iniziamo con un brano che lei ha presentato nel 1982 al Festival di Sanremo, ha per titolo Romantici. Questo spazio deve far cadere le pareti con un bel applauso per accogliere Viola Valentino. Romantici. Buonasera, ecco, buonasera. Era spento. Buonasera! Ecco, romantici. Le mani. Fantasmi organizzati di macchine, nelle stazioni gli viaggiatori che si inventano delle città per vivere, signori fanno grandi affari rivendendo fuori le loro anime, gente che almeno ha 7 vite, neanche fosse dinamite e fa esplodere. Noi che di vita ne abbiamo una sola, chiamiamo da sempre la stessa persona e stiamo in silenzio per non disturbare, siamo gente che fa sempre a finir male, noi che veniamo da molto lontano, dai vecchi bambini che altro non siamo, uccello dannati eppure viviamo, maledizione è vero, noi siamo romantici. Siamo romantici, romantici. Il mondo è pieno di gradi, giorni lunghi e di
A Ololai, più forte, più bello l'applauso. Vieni Viola, torniamo indietro un secondo, appena. Pensavo nel tempo. Così siamo ancora più in favore di luce. Tu con le tue canzoni... Ma io non riesco, io me ne devo avvicinare. No, poi andiamo avanti, adesso un attimo solo. Con le tue canzoni hai accompagnato tanti momenti delle nostre vite, continui a farlo, con uno sguardo sempre rivolto nel futuro. Eppure in tutti questi anni, veramente in tanti, abbiamo goduto della tua musica, della tua grande sensibilità e della tua bellezza interiore che ha veramente lasciato il segno nella storia della canzone italiana. Ma c'è un brano che tra le altre gemme tutti conosciamo e cantiamo, ha per titolo Sola, e io direi di cantarcelo subito. Che ne dici? Applauso per Viola Valentino! Grazie. Grazie, siete bellissimi. Arrugginito sporco di città, perché giorno dopo giorno io romperò il silenzio con le mani, questi sogni di cartone, e poi mattone su mattone ricomincerò.
dopo sole, sole, sole. Sei, sei, sei. Sole, sole, sole. Sole! Grazie. Ma grazie. Ma grazie. Vieni al centro. Non mi ricordo che canzone devo cantare È adesso. venuto a salutarti anche il nostro Roberto. Ben trovata, Viola Valentino, un'energia inesauribile. Grazie per essere qua in questa serata. Nonostante la veneranda età, sì. No, con l'energia, col piacere di essere qua nel cuore della Sardegna, in questa Barbagia che si racconta attraverso l'ospitalità, ma anche attraverso la tua musica. Grazie. Grazie a voi di avermi invitato. Sono Tra l'altro noi in Sardegna, piacevolmente sorpresa dall'affetto che mi stanno dando quelle persone. e te ne daranno ancora adesso più che mai con la prossima canzone. Pensate che Viola Valentino in tanti anni in Sardegna ha cantato pochissime volte, però nell'ultimo anno un po' abbiamo recuperato perché ha tenuto una serata bellissima ad Esulo la scorsa estate e poi qui stasera a Ololai. Speriamo ovviamente di avere con lei altre occasioni per viaggiare con la sua musica, ma vediamo se se la ricordano. Comprami. Insomma, possiamo fare di più. Possiamo provare a cantarla tutti insieme facendo partire la musica? Sì. Viola Valentino, comprami. Cascherò prima o poi per ospitarti. Perfetto. E vai, non mi riscaldate, mi fa freddo.
Siete stati bellissimi, è stato un piacere stare insieme a voi, di andare a lasciare lo spazio agli altri ragazzi. Che volete voi? Viola Con queste Valentino, facce un po' così. lasciamole un ricordo di questa Sardegna così pieno d'affetto, con un vostro Grazie. applauso. Grazie, meravigliosi. Ma visto questi giovani di Olollai con quanto affetto la stanno tenendo qua in questa comunità, ma a proposito di Olollai io inviterei sul palco il parroco del paese, Don Franco, che ci raggiunge subito, e anche Pierpaolo Soro. Sta arrivando Don Franco. Don Franco arriva, Vi eccolo qua. castigherà tutti. Venga Don No. Franco, Ci castiga. anche perché lui è un ammiratore di Viola Valentino, Buonasera, ce lo ha padre. confidato qualche giorno fa. E ovviamente Pierpaolo. Iniziamo da Don Franco, che vuole portare sicuramente il suo saluto al nostro gradito ospite e ovviamente a tutta la comunità di Olollai. Allora, a tutti buon Natale. Poi vorrei fare i complimenti dai grandi artisti agli artisti locali e quelli in erba che abbiamo avuto. Quindi veramente grazie della presenza di Viola Valentino, che chi ha una certa età conosce, ma ho visto che tutti cantano e quindi sì. complimenti. Questo è il mio piacere per la- più grande, quando vi vedo cantare, quando vi vedo belli attivi, insomma, capito? Bene. Perché io ho sempre paura di salire sul palco, perché nonostante che sembri la sfacciata, io sono molto timida. Bene. Io vorrei fare un augurio di nuovo di buon Natale, ma anche un augurio di buon anno 2026, che sia di pace, di serenità, sperando che nell'orizzonte mondiale delle guerre si arrivi al momento della vera pace e che quindi ci sia veramente la serenità per tutti. Auguri ancora, buon Natale e buon anno a tutti. Grazie, arrivederci a presto. Aspetta Viola, Un grande bacio. un secondo solo con noi, sentiamo anche il saluto di Pierpaolo Soro sì. e poi usciamo con un bel applauso da parte di tutti. Prego Pierpaolo. Pierpaolo, il presidente di Olollai Capitale, portate a casa un altro successo. Sì, abbiamo l'onore di avere qua Viola Valentino. Ogni anno portiamo un artista Ma è un nazionale. onore per me essere qui insieme a voi e insieme a loro soprattutto, perché sono il pubblico più sincero che abbia mai visto. Grazie di essere qua. Buon Natale a tutti. Noi continuiamo ancora domani con un altro evento, quindi ancora buon Natale. Speriamo di portare grandi eventi sempre all'Olollai. Grazie. Viola Valentino. Don Franco e Pierpaolo Grazie. Soro, grazie davvero di cuore. Grazie Viola. Allora, noi adesso... Me la canti un altro pezzettino? Felicità è una canzone pazza che canta, è una musica che scende, che mi fa... Da. Grande. L'applauso per Viola Valentino, grazie davvero. Allora, noi abbiamo visto prima una signora, stiamo alle battute finali ma poi fra poco chiudiamo con ballende e cantende. Abbiamo visto una signora, zia Nanna, Che cercava? il nipote. E il nipote dov'è? E il nipote se l'era data a gambe, però noi l'abbiamo ritrovato e secondo me adesso il nipote torna, anche perché lui a sua volta sta cercando una certa Gabriellina. Speriamo che Come? stasera lo trovi. Lo devi dire bene. Non lo posso, lo deve dire lui. Ah, va bene. Quindi invitiamo gli ospiti. L'applauso per Cristiano Del Rio, ben trovato Cristiano, ospite di questa nostra serata. Ciao Olollai! Benvenuti in un qualsiasi paese della Sardegna. Oh, allora, prima dei ringraziamenti e prima dei saluti finali, vorrei fare un gioco con voi. Dovete aiutarmi. Tutti gli uomini al mio 3. Proviamo. 1, 2, 3.
Ok. Ora, tutte le donne al mio 3. Ai. 1. Donne. 2. 3. Ok. Un po' più forte. Adesso al mio 3. Prima gli uomini. Oi. Poi in risposta alle donne. Ai. Pronti? 1, 2, 2 e mezzo, 3. Donne. Uomini. Donne. Ok, ma avete sentito cosa avete detto? Oi, ai, e benemente papassino so. Allora, se mi permettete, un momento serio. Io questa sera nell'attesa mi sono dilettato a scrivere una cosa non consueta per me, 2 versi e vorrei dedicarveli. Allora, oe, die de Santo Stefane, so è arrivato in Lollai, ma il fatto questa manna, e so è già contento gai. In mezzo questa stella de Sardegna, ma si invitau, e Deo con piacere manno, ha po' accettau. Gabriellina non si biede, adesso è quada in qualche luogo, issa il furba, carismatica, ma Deo isto a su gioco. In ogni non lo lai, tra riso e calore, vos abbraccio con tutto su goro. In noghe d'orrada, sa vida e colores. Po nois, po isattero stottu, tantos augurios de goro. Cristiano Del Rio. Grazie. Grazie. Ma ora volevo... l'aspettano tutti, vai. Ora, innanzitutto volevo ringraziare chi mi ha voluto qui stasera. Proloco di Ololai. Un applauso. Ringrazio i numerosi artisti che si sono esibiti stasera, tutti un applauso. Roberto Tangiano, un applauso. Giuliano Marangiu. E poi volevo ringraziare lei, che mi ha detto che non veniva. E invece si no, che guarda, a Tilai esegue. E a razza carisma prepotente. Oi ai. E benemendi anguria Gavina. Gabriellina! Come ti chiami? Gabriellina! Ehi, non intende no. Sighi li gussa due sighi. Zalischi stue. Grazie! Ora l'ultima, se mi permetti, Giuliano, se mi puoi fare il solito video. Vorrei fare un video con voi, ragazzi. Io, al mio 3, dirò Gabriellina, scompaio e voi tutti in coro, Cristiano! Ma dovete urlare. Deve saltare il teatro tenda, ok? Aspetta un attimo però che accendo il video. Tieni presente che anche Sardegna Live, che non abbiamo ancora salutato, sta riprendendo tutto. Ma ovviamente tu vuoi per il tuo canale social. Anche. Sei pronto? Pronti? Allora qua c'è Sardegna Live che riprende noi, che riprendiamo te. Okay. Vediamo che cosa succederà. Pronti? Sono pronti loro? Aspetta, vai. Al 3. Ololai! Gabriellina!
Grazie. Grazie a Cristiano Del Rio per essere stato con noi questa sera, grazie di cuore. Allora, lui è uno dei tanti bambini che stasera sono qua. Tra l'altro pochi giorni fa abbiamo mandato a segno un altro bellissimo successo di Olollai con A Pizzinnu mi torro. Tu ti chiami? Umberto, e con lui salutiamo tutti i bambini di Olollai che se vogliono salire sul palco adesso possono venire. Venite tutti, tutti. Anche perché ci cantiamo insieme Ballende e Cantende e poi chiudiamo con Peppino, Roberto e credo Carlo. Se non ho capito male c'è un altro bel momento. Facciamoli entrare tutti i bambini di Olollai con un bel applauso. E stasera ci facciamo una festa tutta nostra. Guardate cosa ci fanno le infiltrate. Ballende, Cantende, vai! Ballende, cantende, riende d'ottumpare. Il suo abbonamento so ancora a volte sano, il suo divertimento finza samantano. E sono sempre contento del suo tempo sgalano, pensando assai zesa, chi che finì in bellezza. Sempre con vagas cosas, con canti cose sonos, salvente invidiosa, mesosa, mi cordonos, a curda bisonzosa, pulpiti cordonos, alligru canta canta, terra sarda, terra santa. Sempre sus arrues que sí, esos fiores, ma tú eres que rues informa los errores, pierde el sol a nubes que absorben los colores y a esa guerra nada a su chafu si stocada. Mamento che un'ora io senzino in su fogile, miei che di maio si pensa sui anile, i nuovi fitti a io amoroso e gentile, assate il amorosa, galana in ogni cosa. Cantende, ballende, riende d'ottumpare, rullende, buffende, compares e compares. Cantende, ballende, riende d'ottumpare, rullende, buffende, compares e compares. Il suo ancora forte e sano, il suo divertimento pizza samantano. E sono sempre contento del suo tempo sgalano, pensando assai zesa, chi che finì in bellezza. Forza steonia tu eri spera mai, e a sta terra mia negli ughe su una nae, un po' che armonia dai noghe a cullai, in pedra stenuraghe, sa columba e sa paghe. Cantende, ballende, riende d'ottumpare, rullende, buffende, compares e compares. Cantende, ballende, riende d'ottumpare, rullende, buffende, compares e compares.
Grazie. Volevo i ragazzi della leva, venite. Facciamo un saluto a tutti i giovani di Ololai del 2008 che ovviamente stanno vivendo uno dei momenti belli della loro vita. Facciamo loro un bel applauso a tutta Ololai, a tutti i giovani. No. La leva, dovete fare uno slogan? Dico 1, 2, 3 o i leva. Allora, pronti, attento che se non coprire le telecamere. 1, 2, 3. Grazie davvero. Ciao ai bambini, ciao ai miei bambini, ciao Umberto. Allora, il gran finale, adesso ce lo riportiamo dentro il contesto e le emozioni di Augurios Decoro. Torneranno su questo palco Carlo Crisponi e Peppino Bande, ma vorrei vicino a me Roberto Tangiano. Un applauso bellissimo per Roberto. Vieni Roberto. Grazie Giuliano, un altro momento da condividere insieme, tanta bellezza, tanto entusiasmo, tanti artisti che si sono alternati su questo palcoscenico e ci lasciamo in musica ovviamente. Ci lasciamo in musica, quindi prepariamo subito il palco con Peppino che torna, credo anche Carlo ci regalerà un suo momento e con le tue launeddas. Mentre loro preparano noi salutiamo già, anche perché chi ci ha seguito da Sardegna Live ha fatto bene, condividete questo momento affinché anche altri ci seguano e poi Ololai, vale sempre una salita per arrivare fino a qua. Una comunità da respirare, una comunità da vivere, ma soprattutto una comunità da conoscere, perché non smette mai di stupire tra le sue tradizioni, le bellezze di un territorio e tanti altri aspetti che ovviamente meritano una visita. Possiamo ringraziare chi ci ha dato luce e suoni? Certamente, anche perché Sardegna Live non ha solo trasmesso l'evento, ha anche allestito tutto l'apparato tecnico con le luci, con i suoni, con artisti e professionisti che ci hanno accompagnato in questo viaggio. E ovviamente io volevo ricordare l'appuntamento di Lodine, domenica 28 dicembre alle ore 18. Venite in tanti perché sarà uno spettacolo incredibile, ve lo giuro, sarà bellissimo esserci. E quindi che ci resta da dire? Un applauso a Giuliano Marongiu, ancora una volta con noi, motore di questa Sardegna che si racconta attraverso le sue tradizioni e non. Un grazie a tutte le persone che ci hanno seguito da casa, davvero auguri di cuore. Un abbraccio ideale a tutti voi, ci ritroviamo ovviamente presto, sempre qua su Sardegna Live quando si tratta delle dirette, ma soprattutto in piazza quando si tratta di far festa insieme. Buona serata a tutti. E con Roberto ci lasciamo in musica e quindi grazie davvero di questo incontro. E viva Ololai e viva la Sardegna!